secondo me la circolarità non può essere un sogno ambientalistico di poche persone, ma vorrei che fosse un passaggio culturale che appartenesse un pochino a tutti, no? Perché tutto sommato poi ci viviamo tutti insieme in questo pianeta, no? E ritengo che non sia neanche più un'esigenza quanto un'opportunità che oramai non è più posticipabile, non è più prorogabile. E l'edilizia è ben cosciente di questa situazione, non fosse altro perché noi come settore siamo quelli che produciamo il 40% dei rifiuti totali, parliamo di circa 70 milioni di tonnellate all'anno, e quindi sono rifiuti che oltretutto facciamo anche fatica a smaltire e ne produciamo molti di più di quelli che poi siamo in grado di rimettere in giro. E quindi vorrei dire anche di smetterlo un po' con tutte queste scuse relativamente al fatto che il rifiuto ha dei bassi limiti prestazionali, che non si può più fare niente. Io vorrei pensare invece ad un rifiuto al quale si potesse dare un po' di dignità, parlare di rifiuto con una sorta di DOCG, l'opportunità di demolire, macinare in situ e ricollocare quello che maciniamo proprio in situ, dare una DOCG, no? Come fanno con i vini, denominazione di origine controllata e garantita, produco, imbottiglio qua. Ecco, questo sarebbe bene. E quindi questo è un processo che ci porterebbe poi a far dire che i rifiuti diventerebbero delle risorse. E abbiamo anche dei casi, no? Dove questo è stato, parliamo dello stadio della Juventus, dove sono stati riciclati 40.000 metri cubi circa di materiale, 5.000 tonnellate di ferro, 2.000 metri quadrati di vetro. Il passante di Mestre è stato risparmiato, si parla del 71% di materiale vergine, parliamo di 320.000 metri cubi di chiaia e sottofondi, che è la produzione annua di una cava medio e piccola. E tutto questo non per risparmiare, non per avere un prodotto finito mediocre, ma addirittura migliore, perché si parla di aumento della vita media dell'asfalto di questo tratto di strada dell'88%. Allora dovremmo parlare un po' anche di tante altre cose. Io vorrei pensare anche al concetto del ciclo di vita delle nostre abitazioni, no? Ad una opportunità di disassemblaggio per il successivo riutilizzo di determinati materiali che sono usati nelle nostre abitazioni. Sto pensando ad un CAM che possa avere dei criteri che siano più facili e più facilmente applicabili. Sto pensando anche ad un sistema che possa essere premialità a favore di tutte quelle imprese che tutto sommato usano questa metodologia. Premialità che può andare attraverso un miglior punteggio nelle gare d'appalto o può essere tradotto anche in una maggior quantità edificatoria, ma tante sono i sistemi che si possono adottare. Quindi io dico che non possiamo vivere da sani in un pianeta ammalato, e non è solo il PIL che fa il benessere, ma ritengo che sia anche la volontà che abbiamo noi costruttori non solo di fare delle belle cose, ma anche di fare queste cose un po' con amore e dare dei valori a quello che facciamo. Ma per fare tutto questo io ritengo che ci sia la necessità anche di avere un coraggio, di rompere un po' quel passato con quelle che erano le vecchie soluzioni che oggi non sono più adottabili e sono superate. E proprio a questo riguardo voglio dire che la Regione ha fatto un grande passo avanti importante e abbiamo trovato soddisfazione in questo processo che è stato sempre condiviso dalla Regione e che ha portato alla firma di un protocollo d'intesa e di un tavolo di circolarità e di edilizia sostenibile, al quale poi hanno partecipato oltre all'ANCE, l'ARPAF, Legambiente, la Confindustria, lo IUAV di Venezia
e l'Università di Padova. Un concetto che ci fa vedere che insieme, con degli obiettivi chiari, noi possiamo fare la differenza. E quindi un plauso veramente a tutta la nostra regione, a chi ha lavorato, perché siamo riusciti a lavorare con fiducia, con professionalità, con rispetto gli uni degli altri, cosa che mi ha dato particolarmente soddisfazione. Quindi ci tengo a sottolineare i ringraziamenti. Poi insomma noi Veneti siamo primi a livello nazionale per la produzione del vino, siamo primi nel turismo, siamo adesso quinti a livello europeo, probabilmente con le Olimpiadi può essere che andiamo sul podio come terzi. Leggendo quello che diceva il nostro governatore Zaia, siamo primi anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti domestici. Il nostro Veneto ha tanti primati e allora vorrei dire che probabilmente il nostro Veneto, che è fatto da veneti, probabilmente ha incarnato in sé i valori di questo periodo transitorio, dove non può più essere la legge a dirci quello che dobbiamo fare, ma è questo sentimento di amore verso il nostro territorio e verso quello e per ciò che facciamo che fa la differenza. E quindi diciamocelo, non dobbiamo temere, non perdiamo di umiltà se ogni tanto ci diciamo che siamo stati bravi. Lo trovo incentivante e che così sia. Insomma, avanti così. Siamo bravi perché siamo veneti.